Buongiorno da Pontecchio, nel nostro giro in tutti i paesi della provincia di Rovigo siamo arrivati qua, in questo centro vicinissimo a Rovigo appunto, e tra l'altro è per estensione tra i più piccoli ma è tra i più in fermento, addirittura si parla che è uno dei pochi comuni in controtendenza con tantissimi giovani, è cresciuto nel giro di 10 anni, anche qua in controtendenza, da 1000 abitanti a 2200, quindi è tutto da scoprire. Tra l'altro è orgogliosa delle sue origini, è orgogliosa delle sue ville importanti, è orgogliosa anche di Comune della Pasta, di questa pasta fracasso che è una eccellenza, e soprattutto è orgogliosa di Torquato Fraccon, giusto delle nazioni, riconosciuto appunto per quanto ha fatto durante la guerra per aiutare gli ebrei. Che dire, andiamo a scoprire come sempre questa cittadina a 2 passi da Rovigo ma con tanta personalità. Il pregio di Pontecchio, credo che Pontecchio sia un comune fantastico come comune, fantastici i cittadini che vi abitano. È un comune abbastanza particolare, nel senso che circa 30 anni fa il comune di Pontecchio aveva 1300 abitanti, ma grazie ad una politica residenziale efficiente e lungimirante, nel giro appunto di 25-30 anni è aumentato di 1000 unità. I cittadini si contraddistinguono per la loro tanta partecipazione nel volontariato. Si riconosce il comune di Pontecchio come uno dei comuni più giovani della provincia, credo in assoluto, ma soprattutto anche a livello regionale. Abbiamo un indice di abitanti tra i 7 e i 17 anni rispetto al totale degli abitanti del 12,9%, che è uno dei più alti della regione Veneto. Siamo anche un comune con alto indice di reddito pro capite, ci colloca al 3° posto, credo, a livello provinciale. Tutti i numeri che fanno di Pontecchio un comune molto diverso rispetto agli altri comuni. Ci troviamo bene noi, perché è un paese che si sta sviluppando. Una di Ferrara, cosa ci fa qua a Pontecchio? Perché ho mio figlio che abita qua. E suo figlio è contento di abitare qua a Pontecchio? Sì. Perché? È tranquillo? Sì, perché ha detto che è tranquilla e si trova bene come paese. E lei da osservatrice esterna cosa le sembra? Sì, più che altro come pulizia nelle strade. Sì, è contenta? Sì. Com'è questo paese? Si vive molto bene ultimamente, è diventato un bel paese, si vive, la gente partecipa anche alle manifestazioni. Ecco, tu hai detto ultimamente, prima si stava un po' meglio o un po' peggio? No, è aumentato, si è migliorato, ma non da un paio di 10 anni anche che è migliorato questo paese qua. Allora, onestamente, è meglio Pontecchio o Guarda Veneta? È meglio Pontecchio. Sicuramente sono nato qua e abito qua. È un comune molto vicino a Rovigo, quindi è capitibile per chi volesse abitare vicino a Rovigo, magari con i vantaggi di un piccolo centro. E avete vicino altri paesi piccoli. Non è nei vostri progetti, o secondo lei non sarebbe auspicabile un'unione perlomeno con Crespino, Guarda Veneta, i paesi qua vicino? Allora, noi abbiamo la fortuna di essere vicini al capoluogo, ma abbiamo la fortuna di essere paese, con tutte le caratteristiche e le tradizioni di un paese. Siamo dal punto di vista territoriale forse uno dei comuni più piccoli della provincia, ma abbiamo già una nostra politica per quanto riguarda un'espansione residenziale, in quanto a breve andremo ad approvare il nuovo piano di assetto territoriale che vedrà un'ulteriore espansione di Pontecchio. Per quanto riguarda le fusioni, io sono dall'idea che le fusioni non vanno imposte, ma vanno decise dal basso, vanno decidere dai cittadini. Prova nel fatto che gli ultimi esempi di fusioni di comuni anche qui vicini, faccio l'esempio ultimo di Polesella con Frassinelli o Polesella con Guardaveneto, non è andato a buon fine, perché quando si impone qualcosa ai cittadini poi è difficile che venga recepito. È un bel paese, brava gente, speriamo di lavorare insomma.
ti faccio poi una domanda extra Pontecchio. Come va il vostro mercato? Cioè, state subendo anche voi una crisi o... Una crisi. Siamo abbastanza in crisi siamo. E speriamo che passi perché sennò è duro andare avanti. Commerciante qua a Pontecchio, tu tra l'altro hai anche un negozio a Borsea. Com'è questa zona qua? Quindi prendendo anche Borsea come riferimento. È un bel paese, è diventato un bel paese, ottimo anche come commercio, siamo messi bene insomma. Sì, ci dice il sindaco che in controtendenza tanti giovani, anche tu li vedi oppure è solo un'impressione? Sì, ultimamente sì, tanti giovani arrivano e stanno bene qua. Sì. E quindi tu che puoi scegliere, è meglio Borsea o meglio Pontecchio? No, questa domanda non farmela. perché tu sei Sono di nato a Borsea. Borsea. In controtendenza ci ha accennato che siete relativamente con una popolazione giovane, avete delle attrattive particolari che fanno la differenza rispetto ad altri comuni? No, la differenza l'ha fatta una politica adottata 30 anni fa, come dicevo prima, di una politica di espansione residenziale che ha portato sul nostro territorio moltissime giovani famiglie. Dalle moltissime giovani famiglie sono nati tantissimi bambini. Sì, abbiamo servizi efficienti. Noi abbiamo dalla scuola nido integrato e scuola materna, abbiamo la primaria, abbiamo secondaria e un servizio non secondario da 5 anni a sta parte. Abbiamo il collegamento diretto con la rete urbana, qui passa la linea 6, che porta ad esempio i nostri ragazzi alle superiori direttamente dalla nostra piazza alle scuole, diciamo, superiori del capoluogo. Quindi tutti i servizi che attirano non di poco famiglie giovani sul nostro territorio. Pontecchio, cosa rappresenta per lei? Pontecchio è vita, è vita. Allora, dal sorriso è un sorriso sincero, quindi vuol dire che non mi sta dicendo bugie. No. Sì, tante famiglie giovani, si è ripopolato bene. E questo è determinato anche dal fatto della vicinanza con Rovigo? Ma sicuramente è la vicinanza con Rovigo, ma è anche dovuto comunque, dando onore al nostro sindaco che ha fatto tanti lavori e ha reso il paese molto molto più bello e più accogliente, quindi la gente si è avvicinata molto. La ringrazio, complimenti per il sorriso. Grazie. Come Pontecchio? Per me è casa, sono nata e cresciuta qui e sicuramente posso condividere le parole di Azzurra che dando insomma onore al sindaco che l'ha decisamente resa più accogliente, più viva e vivibile in questi ultimi anni. Prima intervista allo specchio. Sì, esatto. Abbiamo, diciamo, sempre intuizione di circa una ventina di anni fa, una delle piste ciclabili più importanti, perché oltre a essere un itinerario turistico che collega il capoluogo con il fiume Po, è anche passaggio di cammini turistici come ad esempio quello di Sant'Antonio, come quello di San Beda e anche quello della Romea Germanica, che è uno dei più importanti d'Europa. Tutti itinerari che passano lungo la pista ciclabile. Sì, il sogno sarebbe di collegare la pista ciclabile che in questo momento termina i confini tra Pontecchio e Bosaro al vero capoluogo, quindi collegare l'Adige e il Po. Ci siamo interfacciati tante volte con l'amministrazione di Rovigo, vediamo che questa volta possa essere la volta buona. Questa è una domanda che faccio a quasi tutti i sindaci. Perché non si riesce a fare un circuito che così da profano mi sarebbe una cosa abbastanza semplice? Offriamo a un turista che può arrivare, tra l'altro c'è anche l'hub di Italo che arriva fino a Rovigo, quindi si potrebbe sfruttare anche questo discorso, però sì, non c'è un collegamento tra le varie anime dei vari paesi. Sì, no, quello potrebbe essere una giusta intuizione che viene sempre, diciamo, da un ente, diciamo, più grande, che può essere un ente provinciale. Io sono stato anche vicepresidente della provincia fino all'altra amministrazione e si intuiva, diciamo, questa esigenza di mettere in collegamento anche dal punto di vista turistico i comuni della provincia. C'è già a livello, diciamo, di Parco del Delta questa unione di intenti, potrebbe essere unione di intenti anche per gli altri comuni. Qui a Pontecchio abbiamo, al di là di essere un piccolo comune, però abbiamo tre importanti cose, oltre a essere, come ha visto all'entrata del comune
Natal di Torquato Fracon, che è stato riconosciuto come giusto tra le nazioni per l'aiuto che ha dato durante la Seconda Guerra Mondiale a tanti ebrei. È il paese anche di Pasta Fracasso, che abbiamo messo anche all'inizio del nostro comune, anche perché è un riconoscimento alla famiglia Fracasso, che ha ristrutturato una delle ville più importanti di Pontecchio, che è Villa Cassalvioni, e nel vicino a Cassalvioni c'è la torre Colombaia, che proprio la settimana scorsa sono finiti i lavori e diventerà il primo ecomuseo verticale d'Europa, quindi potrebbe essere una delle attrazioni più importanti a livello provinciale. Pontecchio è un paese che potrebbe fare, un paesino che potrebbe fare tanto di più, ma bisogna sempre sentire le amministrazioni, perché ad esempio io tratto col turismo internazionale, facciamo incoming, portiamo persone che si vogliono divertire, che vogliono mangiare, che vogliono assaporare l'aria del nostro Polesine, perché il Polesine potrebbe dare tanto di più. Dovremmo fare squadra, dovremmo fare una company che, messi tutti insieme i comuni, potrebbero fare di questa parte della regione un polo veramente nel turismo di un'eccellenza nel mondo. Commerciante a Pontecchio, com'è questo paese? Bello, in espansione. Spendono? Sì, dai, giusto. Sì. Sì. Cioè, per un commerciante qual è la cifra giusto? Ma insomma è giusto per pagare le spese e che ci resti qualcosa. Pagare le spese e tenere la parte nostra. Sì. E quindi qua ci riuscite? Sì, dai, insomma. Lei ha parlato di associazioni, ce ne sono molte, sono agguerrite, però voi siete famosi anche per lo sport. Sì, allora per quanto riguarda le associazioni ne abbiamo di 17, ben 17 che spaziano in tutti gli ambiti, da quello sociale, da quello culturale, da quello ricreativo, eccetera, eccetera, che da anni sono però coordinate dalla nostra consulta delle associazioni. Sì, lei mi chiedeva per quanto riguarda lo sport, abbiamo tante associazioni sportive, abbiamo il Real Pontecchio Calcio, soltanto settore giovanile dove ci sono circa 70 bambini. Il punto di forza nostro è il Real Pontecchio Volley con circa 115 bambine e bambini da tutte le categorie fino alla seconda prima divisione. Abbiamo l'associazione di karate, abbiamo l'associazione Liberi Podisti Pontecchio, abbiamo l'associazione dei Bike Life per quanto riguarda il ciclismo e inoltre abbiamo la sede della Vespa Club di Rovigo, che abbiamo sede qua a Pontecchio, e infine abbiamo anche la sede dei lanciatori del Polesine, che è un'associazione che si dedica proprio alla pesca. Abbiamo la sede dell'OIPA, che l'OIPA è l'Organizzazione Internazionale per la Protezione Animali, che è la sede provinciale, e poi abbiamo da 4 anni, 4 anni, la sede del GAL Delta Po. Come va? Bene. E Pontecchio come va? Siamo qua abbastanza contenti, dai, sì. Lei Sì. da quanto tempo è che abita qua? 15 anni circa, sì, ero comunque limitrofe prima, sì, ero il paese limitrofo, sì. Ed è contenta? Sì, beh, io sono pensionata, perciò lo frequento a 360 gradi, insomma, sì. Abbiamo, sì. Fa parte dell'Auser? Esatto, fa parte dell'Auser, sì, siamo andati ieri, adesso abbiamo il mercatino, difatti era vado subito che è stato spostato. Sì, ci troviamo tutte le mattine al caffè delle pensionate. Fratta Polesine a Pontecchio, cosa trovi qua, tu cittadina di Fratta, in un luogo lontano? Ma mi piace che come posto, nel senso il bar, questo qua mi piace. Niente, insomma, ma tu conosci la gente di Pontecchio? Alcuni sì. E se tu potessi fare un comune denominatore, cosa diresti su quelli che conosci? Nella media? Allora, qua siamo nel più bel bar di Pontecchio e naturalmente tu conosci un pochino tutti i segreti di Pontecchio. Ci sono segreti a Pontecchio? No. No? No. Non è una città misteriosa che c'è qualche pettegolezzo, niente? È tranquilla. I pettegolezzi fanno parte di qualsiasi paese. E quindi se tu dovessi fare un giudizio medio sul cittadino di Pontecchio? Beh, guarda, Pontecchio è molto bella, Pontecchio è molto vissuta e qui abbiamo una bellissima prospettiva anche di divertimento per questi giovani che non sanno dove andare. Abbiamo
qualsiasi tipologia, dalla piastra ai divertimenti, il parco giochi, un posto meraviglioso come questo, una gelateria, del cibo buono e basta, insomma. A me fa piacere, hai il sorriso, poi anche l'entusiasmo che hai per il tuo lavoro, brava. Bene, grazie, grazie. Come vedi, Pontecchio fra 10 anni. Allora, Pontecchio tra 10 anni lo stiamo scrivendo ora, perché con l'approvazione del nuovo piano di assetto territoriale come residenzialità lo vedo sicuramente, non dico raddoppiato, ma sicuramente ben aumentato dal punto di vista del numero degli abitanti. Quello che dobbiamo lavorare è aumentare un po' i servizi, e per servizi intendo magari qualche esercizio in più. È logico che i cittadini di Pontecchio mi stanno chiedendo un servizio che può essere un bancomat o una nuova posta. È difficile, perché sarà sicuramente difficile risolvere fin da subito questo problema, perché gli istituti bancari stanno sempre chiudendo più che aprendo. Con le poste ci stiamo, ne stiamo parlando, vediamo dove possiamo arrivare. Moderatamente ottimista? Sempre. Puntata finita, ci vediamo la settimana prossima, come sempre è un piacere fare questo programma e da Leandro Maggi è tutto. Ciao ciao!